Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, e il pubblico ministero Chiarabisso hanno disposto la riesumazione della salma per procedere all'autopsia del migrante eritreo Syed Anwar, 20 anni, investito e ucciso da un'auto nella notte fra il 3 e il 4 settembre, dopo essere fuggito dal centro migranti di Villa Sicania a Siculiana. L'ipotesi sulla quale indagare, come sollecitato dall'avvocato Leonardo Marino, legale dello zio del ragazzo che nel procedimento si è costituito parte offesa, è che il migrante possa essere stato colpito con calci, pugni o manganelli da parte della polizia e che magari la circostanza potrebbe avergli impedito di alzarsi in tempo ed evitare che l'auto lo investisse uccidendolo sul colpo. Al momento l'unico indagato per l'ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga del conducente è il 34enne Alfonso Cumella di Realmonte. La procura gli contesta di non aver tenuto una condotta di guida prudente con particolare riferimento alla velocità. Cumella si è difeso e ha negato pure, in occasione dell'interrogatorio di convalida dell'arresto davanti al GIP Francesco Provenzano, di essere fuggito all'alto dei poliziotti che, sostiene l'accusa, gli avrebbero intimato di fermarsi, vedendo arrivare la Volkswagen Touareg ad alta velocità. I suoi difensori, gli avvocati Luigi Troia e Giacomo La Russa, hanno sostenuto che il migrante, come si evince dal video amatoriale agli atti dell'inchiesta, si trovava già a terra perché bloccato dagli agenti dopo la fuga e non era possibile in nessun modo evitare l'impatto. In relazione all'accusa di essere fuggito dopo lo schianto è stata prodotta una consulenza tecnica redatta dall'ingegnere Niccolò Vassallo che proverebbe l'incompatibilità della ricostruzione accusatoria con la dinamica dei fatti. La velocità con cui procedeva il mezzo, hanno detto i difensori, non superava i 70 km/h. A queste tesi si è aggiunta la richiesta del legale dello zio del ragazzo che chiede di accertare se ci sono altre concause legate al possibile uso eccessivo della forza da parte dei poliziotti intervenuti per bloccare la fuga. Gli agenti al momento sono parti offese perché hanno riportato delle lesioni nell'incidente. La procura ha deciso di vederci chiaro e disporre ulteriori accertamenti. Mercoledì pomeriggio sarà conferito l'incarico al medico legale Alberto Alongi. Sulla vicenda sono intervenuti gli avvocati Davide Ciccarello e Graziella Vella, difensori dei 3 poliziotti rimasti feriti nell'incidente. Gli agenti che assistiamo, scrivono, sono 3 servitori dello Stato che non hanno mai compiuto atti contrari ai loro doveri d'ufficio, che non sono mai stati raggiunti dal benché minimo sospetto in ordine alla lealtà, alla correttezza e alla professionalità mostrata nel corso della loro carriera. Stupisce la notizia secondo cui l'accertamento autoptico sia finalizzato ad accertare se la polizia abbia esercitato un uso eccessivo della forza. Desta inoltre particolare stupore che l'ipotesi sulla quale indagare è che il migrante possa essere stato colpito con calci, pugni o manganelli da parte della polizia. Nessun atto formale in cui si evince tale ipotesi è stato notificato. I 2 legali aggiungono: si tratta dunque di notizie che colpiscono duramente i 3 servitori dello Stato che peraltro dal tragico evento hanno subito anche gravi danni alla loro salute. I nostri assistiti infine sostengono con forza di aver agito nel pieno rispetto delle norme, con diligenza, correttezza e professionalità nell'espletamento delle loro funzioni e confidano pertanto nell'operato della magistratura, nei cui confronti nutrono la massima fiducia.